Ciao a tutti, in combinazione di volte in no combinazione, o insomma dipende un po' come prendiamo le cose, possono esserci delle coincidenze o meno, prendiamole come sono. L'altra sera siamo andati a Paciuta con i cuscritti e cuscrini della leva, uomini e donne, c'era una bella compagnia, e del parlare del più e del meno, che è stata fuori solo perché riguarda certi papi, e il nostro amico Florindo, che ha una gran memoria e con una memoria di tutti i dati, la di ieri, riferendosi al 25, era il 140° anniversario della nascita di Angelo Giuseppe Roncalli, cioè Papa San Giovanni XXIII. Garrison, che sono tanto legato a Stonchi e anche come se lì, lo dico una qualche volta, anche al suo segretario Francesco Loris Capovilla, che è sepolto, sappiamo, sotto il monte. Non ricordavo, non ci avevo fatto caso, il 25 è proprio i 140 anni da quel 25 novembre 1981. Bravo di. Poi anche ho visto fuori le carte che è morta la sciura Erminia, 97 anni, è morta proprio il 25. Guarda, adesso lì. E l'accompagnata per me di questo gran bergamasco che sta il Roncalli. E perché, scusa, che la sciura Erminia? Niente, perché è stata una di quei che in principi proprio quando cominciava a fare il nostro paese, il giornale, la aveva riguardato i filastrocchi sui Sant'Antonio, almeno che ne era una che l'ha macchinato su lei e me lo scriveva, e diciamo ho realizzato quello che si dice il passaggio dalla tradizione orale allo scritto. Le filastrocche le avevamo già citate nei video di gennaio, quindi non la ripeto adesso, sono quelle che incominciano con Sant'Antonio del Prucel e suonava il campanello si rompì, Sant'Antonio si scondì, eccetera eccetera. Ripeto, le abbiamo già dette, magari le diremo ancora il prossimo gennaio, però ecco, adesso gli diciamo un requiem per questa sciura che arriva da appunto una bella età, mi dispiace comunque che la sia andata, ed è stata una appunto di quel che aveva una memoria storica di rob vecchi, di racconti delle filastrocche eccetera, e gli diciamo grazie perché non aveva la sacra questa piccola eredità di esami di questo filastrocca che poi ho reso noto, diffuso, e appunto ci ricorda un po' quei tempi in cui, certo, un po' di anni prima anche il piccolo Angiolino cresceva in quella società molto diversa da adesso, quella che io dico un po' quella dell'albero degli zoccoli, con sicuramente pregi, difetti come tutte le epoche, però ecco, è un po' il legame che ci lega al nostro passato, alle nostre radici, e con questo abbiamo avuto un pensiero per la sciura Erminia, una preghiera al Giovanni XXIII, vi saluti e vi auguro una buona settimana. Ciao a tutti!